Eccoci qui, parliamo della nostra lingua napoletana. La lingua napoletana in realtà è più di un semplice dialetto, è per l'appunto una vera e propria lingua, inclusa tra l'altro negli standard internazionali ISO per la classificazione delle lingue. Oggi è nato proprio un corso di lingua partenopea, ne parliamo con il nostro ospite, quindi diamo il buongiorno a Davide Brandi, presidente dell'associazione I Lazzari e nonché esperto di lingua napoletana. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Davide, allora diciamo in apertura che in realtà il napoletano non è più di un dialetto, in realtà è una vera e propria lingua da studiare, è nello scritto e nel parlato. È una lingua dialetto, non voglio entrare in questa diatriba perché troverei comunque dei nemici in una delle due scelte, quindi è una lingua per noi perché sì, è una lingua da studiare assolutamente, soprattutto in questi ultimi anni in cui c'è stata una rivoluzione nella comunicazione, perché ovviamente il napoletano è stato sempre una lingua parlata, quindi scritta soltanto da una nicchia, quindi da poeti, da autori teatrali. Il popolo l'ha sempre solo parlato, non l'ha mai scritto. Con l'avvento dei social network e quindi dei tablet cellulari, i ragazzi ovviamente vanno a scrivere così come si sentono. E lo scrivono male, ma non è colpa loro, perché nessuno ha mai insegnato. Nessuno sa scrivere la lingua, nessuno sa scrivere in lingua diciamo che napoletana, è difficilissimo, anche 99%. perché non abbiamo poi in realtà punti di riferimento, lo diceva lei, sono pochi i nostri punti di riferimento, li troviamo nel teatro, con Viviani, con Di Giacomo, o magari con De Filippo. CD di Pino Daniele, il nome delle canzoni. E siamo già in avanti però con Pino Daniele, andiamo anche ad evolversi, perché poi lo ricordiamo, in realtà la lingua è sempre in fase di evoluzione, no? C'è un'evoluzione diafasica, diamesica, diastratica, diatopica, e non solo per la lingua italiana ma anche per il napoletano. Quindi che cosa è cambiato e che cosa dobbiamo conoscere ad oggi attraverso questo corso, Davide? Il napoletano è una lingua viva, ce lo dimostra, come dicevi tu, perché è sempre in evoluzione. Se prendiamo un testo per esempio di Giambattista Basile del 600, l'Occulto degli Cunti. L'Occulto degli Cunti, voglio dire, famosissimo, che non viene ahimè insegnato nelle scuole. Vero peccato. Peccato. E lo confrontiamo magari con un testo attuale, oppure lo vediamo nelle varie fasi dell'evoluzione dei secoli, vediamo la trasformazione del napoletano vivo. Anche negli slang giovanili di oggigiorno vediamo una rivoluzione, quindi la lingua è viva, così come è viva l'italiano. E dobbiamo... Perché seguire questo corso? Perché intraprendere questo corso, soprattutto per le nuove generazioni? Perché già l'italiano insomma non si parla da nessun'altra parte del mondo se non da noi, poi siamo un po' verso ovviamente la modernità, quindi si ricerca sempre la competenza dell'inglese, insomma le lingue. Perché studiare il napoletano, le proprie origini? Allora il napoletano bisogna studiarlo perché non bisogna perderlo. Tenete presente che la lingua napoletana è rimasta tale, viva, nei secoli, cioè noi non siamo stati mai sopraffatti da nessun'altra dominazione. Abbiamo subito, pensate che abbiamo avuto quasi 400 anni di spagnoli a Napoli, abbiamo preso dei prestiti lei dalla dice lingua. Per riprenderci la nostra origine che si sta un po' perdendo, naturalmente restiamo col fatto che c'è una diatriba in atto se il napoletano sia una lingua oppure resti dialetto, perché non è ancora definito. Se vogliamo, Davide, anche l'italiano inizialmente è un dialetto che poi successivamente è diventata lingua, quindi in realtà la diatriba si va a complicare perché introduce anche però lo l'italiano stesso... resta lingua, anche italiano perché poi viene riconosciuto dalla Crusca, poi ci sarebbe tutta una questione storica da ricordare. Certo, l'italiano è lingua sicuramente perché c'è l'Accademia della Crusca, l'evoluzione, però quella è tutta un'altra evoluzione, quindi il napoletano è molto più antico dell'italiano, e attenzione, è un errore in cui molti cadono, è il fatto di pensare che il napoletano sia un dialetto dell'italiano, assolutamente sbagliato. E invece no, resta un dialetto dall'inizio, insomma, ab antico, subito dopo, quando c'era poi, quando abbiamo la fine dell'impero romano, in realtà già esisteva nel nostro capoluogo il dialetto napoletano. Intanto cos'è che conoscono i nostri partenopei? Davvero conoscono la lingua napoletana? Allora noi abbiamo voluto effettuare un test proprio su tutti i cittadini attraverso una frase che adesso io dirò e vediamo se loro hanno superato questo test. La frase è questa: il napoletano parla il napoletano ma non lo sa scrivere. Vediamo. Non solo un coppa di razza. Oggi spasi il lenzuolo un coppa di razza. Stiene il lenzuolo un coppa di razza. La pronuncia? Questo è il test
che in realtà abbiamo anche fatto un altro test, la frase era proprio questa: stese le lenzuola sulla terrazza. Magari se possiamo rivedere nello specifico, perché così possiamo poi capire se hanno o non hanno effettuato il test, se è pronto naturalmente. Intanto diciamo che c'è forse voleva dire qualcosa. Mi dicono che c'è, vediamo. Un napoletano parla un napoletano ma non lo sa scrivere. Non so parlare ma non so scrivere. Un napoletano parla in napoletano ma non sa scrivere. Un napoletano parla un napoletano ma non lo sa scrivere. Così è quello? Si è corretto sul finale, sullo scrivere. Non ci sono riuscita. Voleva dire qualcosa però a proposito del... Allora, sì, la pronuncia, vogliamo dire, il napoletano lo parliamo da secoli, quindi voglio dire, quello non c'è problema. Anche se sulla prima frase effettivamente è molto italianizzata, noi la sentiamo perché la frase era stendiamo le lenzuola sulla terrazza, mi pare. Sì, stese le lenzuola sulla terrazza. E abbiamo sentito loro che dicevano stennite il lenzuolo in coppa terrazza. Invece... Volendo dirlo in napoletano, spannite il lenzuolo in coppa all'astica, che è diverso. In questo caso poi entriamo nella querela della terminologia, delle parole che comunque anch'esse poi si evolvono nel corso del tempo. E questo è importante perché vediamo un napoletano che si evolve e quindi va sempre verso più l'italiano. Verso più l'italiano. Torniamo però per un attimo all'evento, che è importante, perché diamo appuntamento per coloro i quali volessero in qualche modo migliorare, perfezionare il proprio napoletano. Museo di Capodimonte di Napoli, una splendida cornice che offre questa opportunità. Questo è un appuntamento molto importante, dobbiamo ringraziare la Fondazione Isaia che ha voluto questo progetto insieme al Museo Real Bosco di Capodimonte nella persona del direttore Sylvain Bellanger, che è una persona meravigliosa, ed è un progetto molto importante perché ecco, nel primo appuntamento del 4 maggio alle ore 10, quindi all'auditorium, parleremo proprio della storia della lingua napoletana, quindi faremo un viaggio di 2800 anni racchiusi in questo incontro e partiremo proprio dai primi coloni greci, quindi dalle parole che ci hanno lasciato i greci che ancora oggi noi diciamo ma tantissimi non lo sanno. Quando diciamo akrasommala, per esempio, noi stiamo parlando il greco, quando diciamo trungana carocchia stiamo parlando il greco e non lo sappiamo, quindi partiremo dal greco per attraversare tutte le fasi ma stesso dal nostro capoluogo, Napoli, no? Da Neapolis, quindi già da Napoli parte. È stato un percorso di consapevolezza, no? Perché a volte noi diciamo delle cose, non conosciamo bene i significati, invece qui ti dà l'opportunità comunque di conoscere le parole che stai pronunciando, quindi già questo mi sembra una cosa interessante. Anche la pronuncia diventa importante. La fonetica, perché ecco, poi cambiano i suoni. Non solo i suoni ma anche gli accenti, gli apostrofi hanno tutto il loro perché, le vocali, molte di queste cadono e bisogna studiarlo veramente bene, non è facile studiare la lingua napoletana. Intanto io gli chiedo quanto tempo ci vuole per avere un grado sufficiente di consapevolezza della lingua italiana, ma soprattutto se possono essere di aiuto come punto di riferimento. Ritorniamo ai nostri classici teatrali, ai nostri autori, se quelli sono validi nonostante poi l'evoluzione del tempo e del cambiamento o comunque di tutti i prestiti in cui adesso incorre la nostra lingua napoletana, la nostra lingua viva. I classici nostri sono validissimi, come no, caspita. E anche se poi chiaramente nell'evoluzione vediamo che ci sono dei cambiamenti. È importante perché quello che diceva lei sarà l'argomento del secondo incontro che si terrà a Capodimonte, domenica 12 maggio mi pare, quindi affronteremo proprio il discorso della fonetica, ma soprattutto affronteremo il discorso della grafia, quindi l'ortografia, perché basta fare un giro sui social network, soprattutto le pagine si dei scoprono ragazzi. Veramente fantasmi. Non è colpa loro, io non mi sento di condannarli, però basta informarsi, ecco. Ma finché sono i ragazzi che lo scrivono è giustificabile, si capisce, ma laddove vediamo insegne, per esempio, di pizzerie, di ristoranti, oppure i menù che vengono anche proposti ai turisti, i quali non capiscono nulla chiaramente, però lì è grave. Bisogna fare il corso della lingua napoletana, perché appunto è un patrimonio, possiamo dire, che oramai è riconosciuto nel mondo ed è doveroso da parte nostra conoscere bene la nostra lingua partenopea. L'errore di grafia arriva anche in italiano sui social, sì, la colpa è dei ragazzi che non aprono mai un libro. Intanto vediamo anche che c'è non soltanto questo appuntamento importante con la lingua napoletana,
Ma c'è la fondazione, sempre Isaia Pepillo, che dà l'opportunità di imbattersi anche in altre attività, no? Attraverso la sartoria napoletana, per esempio. Sì, ci sono anche altre manifestazioni. Sì, Fondazione Isaia ha lanciato questi progetti rivolti ai giovani in particolare, soprattutto questo della sartoria, perché è un'arte anche quella nostra napoletana che ci portiamo da secoli. Potremmo dire che c'è proprio un Made in Naples, prima di un Made in Italy. Esatto, lei dice Made in Naples, io dico Giarmata a Napoli. Che è la versione napoletana. Creativa. Intanto voglio ricordare non solo la sartoria napoletana, ma anche la realizzazione di un comitato di indirizzo che indirizzerà l'attività futura della fondazione. Saranno tanti protagonisti, tra cui il giornalista Alessandro Barbano, la sovrintendente di San Carlo, la nostra Rossana Purchia. Grazie. E Giannoel Schifanovo raggiungerei anche. Grazie per questo. Grazie assai a voi. Per questo appunto importante e doveroso da parte nostra per apprendere la nostra lingua napoletana. Permettete, volevo aggiungere un'ultimissima cosa. Allora, però dica in napoletano a questo punto, faccia lezione. Chi vuole pazziare con napoletana, poi in Goppo Social Network, la Fondazione Isaia, e va a scrivere qualche frase napoletana. Napoli sa da imparare. L'hashtag che in napoletano dice me cancella. E cancella. Hashtag, perché anche questo la lingua italiana l'abbiamo presa in prestito, insomma, dall'inglese. Esatto. E per questo anche l'italiano diventa lingua viva più che mai, così come il napoletano. E cancelletta? E cancella. E cancella. Grazie a Davide Brandi, presidente dell'Associazione Lazzari e nonché esperto di lingua napoletana, per essere stato con noi. Pubblicità.